Ora cambiamo argomento. È stata presentata in RAI la giornata per la legalità del prossimo 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. Giovanna Cuccelli. Ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno. Il significato del coraggio, nelle parole di Giovanni Falcone, 28 anni dopo, risuonano ancora più forti nel paese che ha dovuto resistere nella sua lotta contro un nuovo nemico. Lo spot della RAI per ricordare il 23 maggio del 92 la strage di Capaci, il tritolo della mafia per uccidere il magistrato, la moglie e 3 agenti della scorta. L'emergenza Covid ha imposto un'organizzazione diversa della giornata. Noi, nonostante le limitazioni di quest'anno, onoreremo comunque uccisi dalla mafia e soprattutto comunicheremo con tutti i mezzi e i canali possibili l'importanza dell'urgenza della lotta alla mafia. Le iniziative si sposteranno sui canali social della RAI, un'intera programmazione dedicata. Non ci saranno le navi della legalità, l'ingresso nell'aula bunker, quella del maxi processo, non ci saranno nemmeno le migliaia di persone che per 28 anni si sono riunite all'ora della strage sotto l'albero Falcone. Le istituzioni, la democrazia, la vita di un paese si salva solo attraverso il compimento del proprio dovere, che in alcuni casi, come nel 92 o come oggi, diventa proprio eroismo. L'insegnamento del magistrato, le similitudini con gli eroi di oggi, medici, infermieri, cassieri dei supermercati, l'appello a esporre dai balconi i drappi bianchi, la purezza di chi lotta.